Grave incidente stradale ieri sera poco prima della mezzanotte all'incrocio tra via Barbariga e via Cavour a Fiesso d'Artico. Due auto si sono scontrate violentemente e una ragazza di 29 anni, Giulia Segato, ha avuto la peggio. L'auto su cui viaggiava si è rovesciata in strada in seguito all'impatto, finendo contro un muretto e andando completamente distrutta. Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco da Mira, che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la 29enne dall'abitacolo per affidarla alle cure dei sanitari del 118. Ma nonostante i disperati tentativi di salvarla, alla fine il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. È rimasto invece illeso l'autista dell'altra auto. Sul posto poi sono giunti anche i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica. L'incidente è avvenuto a poca distanza dalla casa della 29enne residente a Fiesso d'Artico. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre ulteriori accertamenti prima di restituirla alla famiglia per poter svolgere il funerale.